Probabilmente a Venezia non lo sanno in molti, ma in queste ore in tutto il territorio comunale ci sono quasi 3.000 persone chiamate alle urne. A votare è un piccolo paese all'interno della città capoluogo di regione che tra il 16, il 17 e il 18 settembre esprimerà un parere vincolante potenzialmente in grado di avere più di una ricaduta. Sono tutti dipendenti del comparto, esclusi i dirigenti, e si parla di quasi 2.700 persone. Vota anche il personale a tempo determinato e tutto il personale parasubordinato. Quanti seggi sono stati allestiti? Sono stati attribuiti seggi in tutte le sedi del comune più grandi, da Cafarsetti a Carbonifera a via Cappuccina, e poi ci sono una serie di delegati dell'RSU e delle sigle che hanno sottoscritto la preintesa, che girano come per le scuole di tutto il territorio comunale con i seggi volanti per assicurare la più ampia possibilità al voto. Con il voto si può esprimere un sì o un no al contratto collettivo decentrato integrativo che sostituisce quello sottoscritto dalla sola CISL nel 2017, un nuovo contratto arrivato dopo 2 anni di trattativa serratissima e non esente da polemiche, tensioni e bracci di ferro tra i sindacati e il Comune di Venezia. Quando si parla di indennità per esempio la sicurezza, quindi la polizia municipale, quando parliamo di flessibilità oraria, possibilità di partecipazione concreta per migliorare i servizi da parte dei lavoratori in sinergia con l'amministrazione, i primi beneficiari sono proprio i cittadini del Comune di Venezia. Il pomeriggio del 18 settembre inizierà lo spoglio di tutte le urne alla presenza di tutti i delegati sindacali. L'esito del voto vincola l'RSU e i sindacati all'insegna di un processo condiviso di quelli che saranno alcuni aspetti del futuro lavorativo dei 2.700 dipendenti del Comune di Venezia.